Ceduta dal proprietario al comune di Realmonte, il grazie del sindaco Lattuca. La CGIL chiede all'azienda trasporti di evitare i ritardi sulla linea aeroporto di Catania-Agrigento. Incredibile situazione all'ospedale dei bambini di Cristina. Operazione Alcatraz a Trapani, chiesto rinvio a giudizio di 31 persone. Bentrovati da TVA Notizie, apertura dedicata alla svolta sulla Scala dei Turchi che dopo un lungo braccio di ferro viene ceduta dal proprietario al comune di Realmonte. Ci sono le interviste. Grazie alla generosa donazione del dottore Sciabarrà, che ringraziamo, è appunto un traguardo storico che ci ha visti impegnati per diversi anni. È qua con me l'avvocato dell'ente, l'avvocato Vincenzo Caponnetto, che ha seguito, sposando nella causa le vicende giudiziarie del comune di Realmonte, con scrupolo, con spirito di servizio e con la sua enorme professionalità. Che dire, come sindaco di Realmonte non posso che ringraziare e impegnarmi da questo momento a rendere fruibile la Scala dei Turchi, a tutelarla come si deve la Scala dei Turchi e a mettere in moto una serie di attività che già in parte sono in essere. Faccio riferimento alla candidatura della Scala come bene UNESCO e faccio riferimento alle relazioni dei periti per rendere fruibile il sito e faccio riferimento anche a delle richieste di finanziamento oltre alla messa in sicurezza che avranno lo scopo di mitigare il rischio e quindi di rendere accessibile nel più breve tempo possibile la Scala dei Turchi. Quindi un impegno che non ha soluzione di continuità e per questo ribadisco, ringrazio il dottore Sciabarrà in primis e la sua famiglia, ringrazio l'avvocato Vincenzo Caponnetto che ci ha seguiti sposando la causa e tante volte gratuitamente per il bene comune e per il bene della collettività. Ringrazio i consiglieri, ringrazio gli assessori del comune di Realmonte che con me hanno seguito l'intero iter dimostrando un grande senso del dovere e un attaccamento al proprio territorio, a Realmonte. Ringrazio il notaio Fanara che ha stipulato, ha predisposto l'atto notarile che oggi abbiamo sottoscritto, segnando appunto questo traguardo storico. Una cessione a titolo gratuito è un passaggio importante, si completa questo percorso di condivisione pubblica amministrazione e privato. Ora inizia la parte più importante secondo me per il nostro territorio, che avrà l'opportunità con il comune di Realmonte ma con tutta la provincia di Agrigento è capitale della cultura 2025, di rilanciare la Scala dei Turchi perché è veramente un volano e un valore aggiunto per il nostro territorio. Sono molto legato a questa zona, chiamata la Scala dei Turchi, ma comunque Scavuzzo si chiamava, era la contrada Scavuzzo, perché ci sono quasi nato, perché i miei parenti sono stati tutti, diciamo, di quella zona, erano di Portempedocle o di Agrigento, io sono di Agrigento, però avevamo proprietà là in quelle zone e quindi era una proprietà che faceva parte, diciamo, della nostra vita, anche perché io me ne andavo là, come veniva la scuola con un mio zio che era, diciamo, non era sposato, quindi si andava a ritirare in quelle zone verso il mese di giugno, quando finiva la scuola. E mi ricordo questo periodo con grande affetto, sia nei confronti della zona che nei confronti anche dello zio che purtroppo ora non c'è più. E quindi mi ricordo questa zona, erano altre cose, era molto diverso di quello che ora ci sono i turisti, i turisti che arrivano dappertutto. Oggi si è raggiunto un obiettivo che era l'obiettivo del dottore Sciabarrà, donare alla comunità di Realmonte
questo bene la Scala dei Turchi, perché più di altri il dottore Sciabarrà ha avuto questo obiettivo, voleva che il suo nome passasse come quello di Addecaster, sacrificarsi per dare alla collettività. Dunque, laddove il sindaco Lattuca ha perseguito con costanza, intelligenza e volontà questo obiettivo, ha trovato un compagno. Questa amministrazione, con l'acquisizione della Scala dei Turchi, ha messo un tassello importantissimo nella storia della città di Rialmonte. La Scala dei Turchi, che era e sarà patrimonio dell'umanità, ma non sicuramente degli incivili. Un ringraziamento particolare va alla famiglia Sciabarrà per la cessione gratuita del sito. È un momento storico oggi quello che abbiamo celebrato. Sono felice di essere stato io l'artefice di questo accordo con il quale la Scala dei Turchi diventa patrimonio di tutti. Gli atti notarili in genere sono atti che testimoniano la storia di un posto, la cultura, l'economia, i sentimenti di un popolo, e questo certamente può essere annoverato fra gli atti che saranno, diciamo, imperituri e che comunque saranno affidati alla storia. La CGIL chiede alla SAIS Trasporti di risolvere con urgenza il problema dei ritardi dall'aeroporto di Catania ad Agrigento, un problema già segnalato ma non risolto. Arturo Cantella. La CGIL di Agrigento denuncia molte criticità del trasporto pubblico ed extraurbano sulla linea Catania-Aeroporto di Agrigento. In una lettera indirizzata all'assessore ai trasporti della regione siciliana, alla SAIS, al sindaco di Canicattì e al sindaco di Agrigento, afferma come siamo venuti a conoscenza attraverso diverse segnalazioni, soprattutto da parte di viaggiatori anziani di Canicattì e Agrigento, che gli autobus di linea gestiti dalla SAIS Trasporti Catania Aeroporto Agrigento arrivano alla stazione di Canicattì e quindi ad Agrigento perennemente con un ritardo che va dai 20 ai 40 minuti. Questo problema sarebbe stato segnalato diverse volte da vari viaggiatori alla gestione del servizio senza nessun risultato tangibile. Questa situazione di evidente precarietà, continua la CGIL, del trasporto extraurbano mette a dura prova tutti i viaggiatori pendolari, soprattutto gli anziani, che sono costretti ad aspettare all'addiaccio in balia degli eventi meteo, caldo, freddo, vento, pioggia, 20, 30, 40 minuti oltre l'orario previsto dalle tabelle affisse all'autostazione. Insomma, il viaggiatore non sa mai con che sicurezza quando questi bus arrivano. La CGIL ritiene pertanto incomprensibile questa situazione che non ha una spiegazione razionale. Bisogna affrontare e risolvere subito il problema nel più breve tempo possibile per mettere in condizione i viaggiatori di organizzare come loro diritto i propri tempi di vita senza alcun disagio. Pertanto, conclude la CGIL, si chiede il suo autorevole intervento al fine di chiarire e risolvere la problematica sopra illustrata. All'ospedale dei bambini di Palermo i piccoli pazienti vengono visitati in un container. La denuncia della CISL. Ma noi da diversi mesi, diciamo ormai non li contiamo più, abbiamo ravvisato una modalità di attività all'interno del Di Cristina per quanto riguarda la procedura dei codici bianchi, quindi le prime visite ai bambini che si recano lì all'ospedale di Cristina. E questi bambini sono visitati nei container. Le sale d'attesa sono inadeguate perché chiaramente è una sala d'attesa che può contenere fino a 6 persone, quindi lei immaginerà una struttura che riceve per circa ogni giorno circa 30-40 bambini. Se noi calcoliamo gli accompagnatori, quasi sempre molte persone rimangono fuori. Nei container perché c'è stato un periodo, diciamo, sembra essere quello del Covid e c'erano dei problemi di logistica e li hanno destinati, forse dovevano fare, non riusciamo a capire se c'erano attività
che dovevano essere espletate di ristrutturazione. Non riusciamo a capirlo perché nessuno è un muro di gomma, non ci danno risposte da questo punto di vista. Abbiamo fatto richieste sia formali con documenti scritti, sia informali, e abbiamo chiesto proprio specificatamente di trovare una soluzione a questo sistema che noi riteniamo indegno dedicato a questi piccoli pazienti. Lei pensi allo scirocco in estate oppure all'inverno e a quant'altro, sottoposti alle intemperie. Sembrava una soluzione temporanea e invece è diventata, per così dire, definitiva, e quindi riteniamo e sembra essere definitiva, perché, ripeto, ci troviamo ad avere un muro di gomma, non riusciamo veramente a venirne a capo. E allora abbiamo detto basta, abbiamo scritto all'assessorato e confidiamo quindi con l'assessore di avere confidiamo in un suo intervento risolutivo che dia dignità a questi pazienti, questi piccoli pazienti che si recano per la visita presso questo nosocomio. E ancora sanità, protesta a Catania davanti all'ospedale Garibaldi. Vediamo di che si tratta. Sono Andrea Borgese, dipendente Freestyle One Italia, cantiere Catania. Niente, in breve praticamente noi stiamo protestando da 3 giorni. Il primo giorno abbiamo fatto la protesta in prefettura a Catania e da 2 giorni facciamo questo sit-in qui davanti a Garibaldi, solamente per protestare e far capire a Garibaldi che noi praticamente vogliamo solamente quello che ci tocca, ossia il nostro posto di lavoro. Perché dico questo? Perché praticamente al 30 di settembre la Freestyle dovrebbe cessare l'attività qui a Catania e dovrebbe subentrare una nuova azienda. Questa nuova azienda praticamente ha deciso, insieme all'Arnas, che praticamente vuole fare, anziché assumere 32 dipendenti, 32 padri di famiglia, ne vorrebbe assumere solamente 17 full time, 7 part time e gli altri a casa, senza un se e senza un ma. Ma è un qualcosa che non sta né in cielo né in terra, anche perché noi abbiamo tutti quanti un contratto full time a tempo indeterminato. E c'è anche un'altra cosa importante da dire: noi siamo professionisti, siamo tutti autisti soccorritori e ci devono cambiare anche il contratto di lavoro, perché noi non possiamo lavorare più con un contratto di case di cura no medico, anche perché noi non siamo ausiliari, perché loro come mansione ci vorrebbero mettere ausiliari, ma non siamo ausiliari, gli ausiliari fanno tutt'altro. Quindi noi chiediamo questo, abbiamo chiesto l'aiuto al prefetto, ora siamo qui a fare questo sit-in e niente, stiamo aspettando le risposte dei vari enti. Cambiamo argomento. Seconda serata al Teatro dell'Efebo di Agrigento all'interno del Giardino Botanico. Lo spettacolo organizzato dal Libero Consorzio Comunale. Positivo il riscontro avuto anche nella seconda serata che si è svolta al Teatro dell'Efebo di Agrigento presso il Giardino Botanico del Libero Consorzio, che ha visto la splendida esibizione dell'Accademia Musicale Free Melody dal titolo Colonne Sinfoniche. Circa 700 gli spettatori che hanno partecipato e apprezzato lo spettacolo organizzato dal Libero Consorzio Comunale in una cornice straordinaria immersa nella cava arenaria del Tufo, tra piante secolari e macchia mediterranea, con uno sguardo verso le grotte all'interno del giardino. Il cartellone degli spettacoli, programmato dal settore turismo dell'ente, diretto dal dottor Achille Contino, è destinato principalmente a tour operator, imprenditori, albergatori, per offrire una valida alternativa di soggiorno nel territorio della provincia in preparazione degli eventi Agrigento 2025, un progetto di recupero e valorizzazione del sito naturale finanziato dai fondi regionali che ha consentito il totale recupero dell'area e delle camere naturali di accesso agli ipogei situati all'interno dell'orto botanico. Sono stati eseguiti, come ci dichiara Enzo Abate, direttore organizzativo, l'esecuzione di brani classici, moderni, colonne sonore di grandi autori come Handel, Vivaldi, Morricone, Zimmer, Queen, Cohen e altri ancora.
Anche il comune di Sant'Angelo Muchisaro ha aderito al distretto turistico Valle dei Templi, apprezzando il percorso di valorizzazione turistica e promozione territoriale avviato proprio dal distretto. A Misterbianco, in provincia di Catania, dal 12 al 14 ottobre, un interessante appuntamento che riguarda la scuola siciliana, il servizio. Cosa auspica che venga fuori da quella settimana di Misterbianco per la scuola siciliana, ma non soltanto? Parlare di scuola significa società, significa famiglie, significa futuro. Assolutamente sì, siamo d'accordo, infatti stiamo organizzando di concerto con Regione tutta l'organizzazione di Didacta e Firenze Fiera, uno degli eventi che certamente è stato e diventerà sempre di più un riferimento per l'industria della scuola e della formazione, ma proprio per dare il segno anche all'idea che questi momenti siano utili per andare in una direzione, una traiettoria per formare nuove classi dirigenti, per dare un senso anche a quello che contrariamente si dice, appunto può esistere, deve esistere nella regione siciliana, classe dirigente, maggiore consapevolezza, maggiore attenzione a quelli che sono anche i fenomeni che ci attornano e che possono essere utili alla intensificazione di momenti di formazione vera e propria che passano anche da questi eventi. La si vive con grande attenzione, con grande abnegazione, tutto il territorio è pronto a ospitare questi potenziali 15.000 visitatori alla Sicilia Fiere, che certamente porteranno contenuti e voglia di fare, voglia di rilanciare una terra che ha tanto bisogno di far parlare bene di sé. Io sono felicissima di questa seconda edizione e innanzitutto ringrazio la Regione Sicilia con la quale noi di Didacta Italia organizziamo l'evento. Quest'anno Didacta è assolutamente raddoppiata, cioè l'anno scorso è stato un grandissimo evento, quest'anno sono raddoppiati gli spazi, sono raddoppiate le aziende e sono raddoppiate gli eventi formativi per gli insegnanti, quindi sarà un evento dedicato all'intelligenza artificiale, infatti il titolo è Uno sguardo al futuro, l'intelligenza artificiale, ci saranno convegni internazionali, workshop immersivi sull'intelligenza artificiale, ma su tanti altri argomenti per i docenti e dirigenti scolastici di tutti gli ordini scolastici. Quindi a me non mi resta che invitare tutte e tutti i dirigenti scolastici e gli insegnanti dal 12 al 14 ottobre a Misterbianco, a Sicilia Fiera, in un evento bellissimo che la Sicilia merita. Il Comune di Agrigento ha aderito alla campagna 10ª giornata della memoria e dell'accoglienza organizzata dal Comitato 3 ottobre. Sulla facciata del Comune è stato affisso uno striscione che ricorda l'iniziativa in cui si parla di 10 anni di indifferenza riguardo le vittime dell'immigrazione nel decennale della strage di Lampedusa. A Casa San Filippo, sede del Parco Archeologico di Agrigento, presentato il progetto La Via degli Aromi, le interviste di Margherita Truppiano. Una nuova stagione, la proposizione di un percorso che possiamo definire multisensoriale, è un'esperienza tra agricoltura, profumi. Ci racconti un po' come nasce questa idea e quali obiettivi si prefigge? Allora, l'idea nasce dal volere coniugare con un progetto dell'FSE, del Fondo Sociale Europeo, agricoltura e area sociale, tant'è che si chiama agricoltura proprio sociale, quindi il progetto vuole mettere insieme, no, una serie di ragazzi e permettergli di fare una bella esperienza all'interno dell'agricoltura. Noi da questo abbiamo iniziato a pensare invece di poter creare degli orti e soprattutto delle vie degli aromi e poter far fare a questi ragazzi un'esperienza all'interno del quale, oltre alla crescita delle piante, possano anche sperimentarsi all'interno del territorio di Agrigento attraverso la vendita e la conoscenza del nostro territorio attraverso l'agricoltura. Abbiamo coinvolto 3 partner del territorio che sono il Comune di Agrigento, che metterà a disposizione proprio la territorialità, cioè la capacità di poter vivere il territorio nella vendita, nel sistemare delle aiuole, del poter pensare anche di fare delle vie degli aromi all'interno dei giardini comunali, e dall'altro lato l'ASP, perché riteniamo che sia un elemento molto importante che ci permetta anche di dare un valore
maggiore rispetto al concetto di salute come concetto attenzione generale, non in particolare, e che abbia appunto una sensibilità verso anche queste aree che sono particolari, che sono anche a cavallo rispetto ad un'integrazione sociale, perché l'integrazione si fa facendo, cioè apprendendo realmente dall'esperienza. E poi alla fine un istituto comprensivo che sarà l'Anna Frank, dove vogliamo condividere con questi giovani l'esperienza che faremo. Quindi voi mettete insieme tante realtà diverse, che in fondo poi è anche la mission della vostra associazione. Sì, infatti il progetto, avevo citato i partner del territorio, e poi abbiamo i partner interni, che sono l'associazione Saiava Ollus per l'area sociale, per le competenze laboratoriali eccetera, e per le figure professionali, e poi invece la società Airone SRL del dottore Gianfriddo, che metterà a disposizione il terreno al fine di poter fare questa esperienza. Ovviamente la nostra idea è quella di più che una rete, un'agorà di esperienze, di idee, di pensieri e di interscambi, e questa agorà la vogliamo sperimentare questa sera, avendo messo insieme tutti i partner, e discuteremo ognuno dalla propria idea rispetto a questo progetto. Vogliamo iniziare una comunicazione. Un progetto importante che vede l'Airone protagonista anche in una parte fondamentale, l'utilizzo dell'agricoltura. È un accostamento che finalmente riunisce un po' il pubblico, un po' il privato, e li mette insieme in un progetto che vede come parte innovativa il lavoro della terra, i prodotti della terra, un accostamento dei giovani in un ambiente che lo era in passato importante e vicino ad ogni singola famiglia, che purtroppo per esigenze particolari invece ci è sfuggito di mano. È un progetto di grande importanza, perché comunque riesce a coniugare tanti aspetti sui quali la nostra società ha bisogno di interventi. Abbiamo voluto coniugare parte del bello coinvolgendo le pubbliche amministrazioni, perché vogliamo prendersi cura anche di quegli ambienti o di quei luoghi lentamente abbandonati, portando dei fiori o delle piante aromatiche, qualcosa, ripeto, che accosti anche il singolo contributo dell'individuo nel poter anche innaffiare laddove noi dovessimo decidere di piantare delle piante ornamentali, che se ne avvantaggia tutti. Tutto ciò che è bello è anche nei fiori, tutto ciò che è bello è anche nella natura e anche nei prodotti che la stessa terra ci dà nelle varie stagioni dell'anno. Quindi porteremo i ragazzi man mano a coltivare, a prendersi cura dell'ambiente e di questi luoghi che ci appartengono. Voi metterete la vostra esperienza esattamente come? Noi metteremo la nostra esperienza con il personale qualificato nel mondo dell'agricoltura, ripeto, coinvolgendo i ragazzi sia nella parte appunto della scelta delle piante in relazione al periodo e con l'attività già della piantumazione, quindi della semina, e quindi insegnare loro il periodo della crescita della stessa pianta, il periodo della raccolta del prodotto e, perché no, l'eventuale anche consumo poi successivo verso le famiglie o le famiglie più bisognose, o in qualche modo lo stesso uso di trasformazione in quello che potrebbe essere un mercato che magari può nascere con la solidarietà. Quindi parliamo di un mercato, direi, a chilometro zero, con dei ragazzi che si formano e che anche loro cercano di creare il loro spazio di vendita e di autosostentamento dell'agricoltura. In quanto realizzerò dei gruppi di lavoro, si tratta di veri e propri workshop esperienziali in cui l'utente avrà la possibilità di sperimentare, conoscere, osservare i vari percorsi di coltivazione, ma anche di produzione e vendita anche a chilometro zero, non solo di ortaggi che verranno realizzati in questo orto, ma anche un vero percorso di aromaterapia. Tutto questo perché è importante per ricollegarsi a quello che l'utente ha necessità, in quanto non soltanto è nella necessità di integrarsi e evitare l'isolamento sociale, ma anche come una valenza socio-relazionale, come cittadino di una città. Ci sarà infatti la possibilità di creare delle zone verdi in cui proprio gli utenti saranno protagonisti attivi nella realizzazione di questi lavori. Ciò darà la possibilità di sentirsi davvero parte integrante di questa città, di avere una funzione appunto sociale, non
anche educativa all'ecologia, al rispetto della natura, al rispetto anche degli altri e perché no anche di se stessi. L'ASP all'interno di un progetto che è attento certamente alla creazione di questi orti urbani come momento di partecipazione attiva dei cittadini, di recupero dei più fragili e anche di attenzione alla salute. Ecco, il vostro ruolo è importante, è fondamentale in tutto questo. Sì, noi abbiamo accolto, devo dire, con molto favore la proposta di cooperazione da parte dell'Associazione Saieva Onlus e della Cooperativa Agricola Airone. Sposa proprio i nostri obiettivi, nel senso che l'obiettivo del DSM e dell'ASP è anche quello di prevenire, di curare e soprattutto di riabilitare i disturbi psichiatrici, ma quando dico disturbi psichiatrici in questo caso mi riferisco anche a condizioni di fragilità, alla lieve disabilità intellettiva e anche ai disturbi dello spettro autistico. Proprio di questo si occuperà questo progetto, verranno reclutati un gruppo di giovani adulti, di pazienti con lieve disabilità che nell'ambito di un progetto di agricoltura sociale parteciperanno ad attività in parte laboratoristiche, in parte di tipo agricolo vero e proprio, per cui dal seminare al piantare, all'assistere alla crescita, alla trasformazione del prodotto e persino alla vendita. Questo progetto è estremamente interessante perché ha in sé due momenti importanti. Uno è quello di tipo formativo, dove gli utenti in un primo momento verranno addestrati, supportati da un gruppo di psicologi esperti in tecniche cognitivo-comportamentali, e un secondo momento che è quello terapeutico riabilitativo, con i tempi che sono proprio confacenti con le diagnosi, in questo caso di lieve disabilità o lieve disturbo dello spettro autistico. Se oggi siamo qui lo dobbiamo all'iniziativa dell'Associazione Saieva Onlus in collaborazione con la società Airone, dove hanno dato vita al progetto La Via degli Aromi. Un progetto tanto ambizioso che coinvolge il comune di Agrigento, coinvolge la nostra città e soprattutto coinvolge tutti gli agrigentini. Il comune metterà a disposizione i propri spazi esterni, le aiuole, giardini, dove i ragazzi possono fare questo servizio all'interno di Agrigento. Il comune metterà a disposizione i propri spazi esterni, le aiuole, a servizio dei ragazzi facenti parte dell'iniziativa. In questi giardini sarà possibile coltivare piante, coltivare aromi, creare orti, contribuendo a creare una città bella e ordinata anche dal punto di vista estetico. Oltretutto ciò consente anche di creare degli spazi condivisi e sperimentare la vendita a chilometri zero dei prodotti coltivati appunto dai ragazzi. Questo progetto ha diverse ambizioni, diversi sviluppi, poiché oltre alla bellezza estetica di cui abbiamo parlato, oltre all'utilità, oltre alla sua funzionalità, permette altresì di educare i nostri ragazzi, i nostri giovani a prendersi cura del bene pubblico, del verde pubblico che rappresenta la parte bella da vivere in una città, e questo non è da sottovalutare, anzi a mio avviso rappresenta una parte essenziale, è un momento di crescita per i ragazzi. La Via degli Aromi indica la via verso il fare, attraverso le coltivazioni, attraverso la creazione di percorsi pensati ad hoc. Io in qualità di assessore al verde pubblico non posso fare altro che apprezzare questo genere di iniziative rivolte verso la nostra città, iniziativa che serve a migliorare, a decorare, a rendere più fruibili gli spazi di tutta Agrigento. Una breve pausa e torniamo, linea alla regia. E adesso un servizio sulle ultime novità del governo Meloni che riguardano i migranti.
Il governo Meloni taglia drasticamente i diritti dei minori stranieri non accompagnati che arrivano sulle coste italiane. Nella bozza del nuovo decreto legge è prevista infatti l'accoglienza insieme con gli adulti degli adolescenti tra i 16 e i 18 anni. Nel caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive per migranti minorenni, il prefetto può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a 16 anni in una sezione dedicata nei centri ordinari per un periodo comunque non superiore a 90 giorni e non solo. Nel testo è prevista l'espulsione nel caso in cui il migrante attesti la falsa età o identità. Toccherà al migrante stesso attestare quanto sia minorenne o meno. I titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo potranno essere espulsi per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal Ministro dell'Interno, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio e al Ministro degli Esteri. Quando ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza, l'espulsione è disposta dal prefetto. La precedente normativa limitava la possibilità di espulsione per i soggiornanti di lungo periodo. In caso di arrivi consistenti e ravvicinati di migranti, il Viminale potrà usare personale della Guardia Costiera negli hotspot allo scopo di assicurare adeguati livelli di accoglienza. Dal 2024 al 2028 è autorizzato il reclutamento nel corpo per ciascun anno di 100 volontari. Inoltre, per rafforzare i controlli nelle principali stazioni ferroviarie, incrementeranno di 400 unità il personale militare dell'operazione Strade Sicure dal 1 ottobre al 31 dicembre 2023. Per l'attuazione della misura è autorizzata la spesa complessiva di 2,8 milioni di euro. Sempre al riguardo, i fondi sono stati stanziati 20 milioni di euro l'anno a polizie e vigili del fuoco. Per la precisione, 3,7 milioni sono previsti per il 2023 e 20 milioni di euro sono previsti per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Istituito un fondo in cui confluiscono gli eventuali risparmi di spesa che a qualsiasi titolo derivano dalle mancate o ritardate assunzioni del personale delle forze di polizia autorizzate per l'anno corrente. La Procura di Trapani ha chiesto il rinvio a giudizio di 31 persone coinvolte nell'operazione Alcatraz. La Procura di Trapani ha chiesto il rinvio a giudizio per 31 persone coinvolte nell'operazione Alcatraz che portò alla luce un giro di droga alle carceri di Trapani con la complicità di alcuni agenti di polizia penitenziaria che facevano entrare, oltre a sostanze stupefacenti, anche telefonini, armi improprie, sigarette e profumi. Merce destinata insomma ai detenuti, tra cui esponenti di spicco della criminalità organizzata e ristretti nel reparto di alta sicurezza. La droga arrivava anche mediante l'utilizzo di droni o nascosta dentro palloni di calcio lanciati dall'esterno. Un agente corrotto avrebbe anche avuto rapporti sessuali con la compagna di un detenuto in cambio di favori al recluso. Gli indagati sono accusati a vario titolo, lo ricordiamo, di corruzione, spaccio di droga, abuso d'ufficio, truffa aggravata, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica e accesso indebito di dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti. Dalle indagini è emerso che il Pietro Cerulli era un penitenziario molto ambito dalla popolazione carceraria. L'attività investigativa portò così alla luce un sistema di corruzione ben collaudato. 4 poliziotti penitenziari oggi in pensione coinvolti e che prestavano servizio alla casa di reclusione trapanese. Uno è stato arrestato, un altro ritenuto dagli inquirenti il perno delle attività corruttive, deceduto durante le indagini svolte tra il 2018 e il 2022. Altri 2 sono indagati. Dalle indagini è anche emerso che gli agenti infedeli presentavano certificazioni per attestare false malattie per poter così svolgere lavori extra come fare il buttafuori nei locali notturni. Perno della corruzione all'interno del Cerulli era l'agente Francesco Paolo Patricolo, deceduto per l'appunto durante le indagini a suo carico. Originario di Palermo, era accusato di aver introdotto droghe e telefonini in cambio di denaro, 500 euro a consegna, soldi, ma non solo, perché l'indagato riceveva anche biglietti per il teatro e anche un biglietto per assistere alla finale di Coppa Italia tra Juve e Inter. In particolare l'ex poliziotto penitenziario avrebbe fatto avere telefonini cellulari
a Nicola Fallarino, originario di Benevento, esponente della Camorra, e a Davide Monti di Bari, affiliato alla Sacra Corona Unita. Il camorrista inoltre avrebbe ricevuto telefonini cellulari nascosti in un pallone di calcio che Roberto Fallarino avrebbe lanciato all'interno della casa circondariale mentre Vincenzo Piscopo faceva da palo. Le telecamere piazzate dagli investigatori hanno immortalato la scena. E poi c'è Giuseppe Romano, all'epoca dei fatti comandante delle carceri di Trapani, al quale viene contestato di aver omesso di denunciare il pestaggio subito da un detenuto ad opera di agenti della polizia penitenziaria. L'episodio di violenza avvenne il 16 marzo del 2020. In carcere è finito l'ex agente ora in pensione Giuseppe Cirrone, che in cambio di favori ad un detenuto avrebbe avuto rapporti sessuali con la compagna del recluso. Favori che consistevano nel consentirgli di fare telefonate e videochiamate al di fuori dei tempi e dei modi previsti dall'ordinamento penitenziario, e alla donna con la quale si intratteneva prometteva di far avere al compagno ulteriori permessi, millantando di poter intercedere con il magistrato di sorveglianza. Altro poliziotto infedele indagato è Antonino Urso, che avrebbe introdotto in carcere un profumo consegnato direttamente a un detenuto. Venerdì prossimo, 29 settembre, a Capo d'Orlando nel Messinese, regata con il percorso di circa 140 miglia. Tra i partecipanti il velista agrigentino Andrea Barbera. Vediamo. Andrea Barbera alla sua quinta edizione della regata Round Eloian Race. Parte venerdì prossimo 29 settembre da Capo d'Orlando la regata d'altura che interesserà il Giro delle Isole Eolie 2023, organizzata dallo Yacht Club Capo d'Orlando, una gara dall'alto profilo tecnico con un percorso di circa 140 miglia. La regata, oltre ai suggestivi paesaggi delle 7 isole che fanno da boe, è caratterizzata dalla possibilità di navigare, scegliendo il senso di percorrenza sia orario che antiorario. 50 le imbarcazioni iscritte provenienti da tutta Italia. Tra loro ci sarà anche il velista agrigentino Andrea Barbera, atleta dello Yacht Club Capo d'Orlando, che parteciperà a bordo di Yosha 2, lo Zikurat 9.95 di Salvatore Caradonna, socio del Centro Velico Siciliano, reduce l'anno scorso di un ottimo secondo posto di classe e terzo overall. Al momento non si prospettano condizioni meteo con venti molto leggeri che renderanno la gara ancora più tecnica e strategica. Si conclude qui il nostro telegiornale, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.